Buongiorno e benvenuti in diretta su shritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dal 1° ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:15. 15 minuti di notizie, approfondimenti, spunti sul mondo del lavoro. 15 minuti per fare il punto sulle novità e sulle cose che stanno cambiando. Come di consueto, la nostra diretta si articola in 3 fasi. La prima, tutte le novità dell'ultima ora. La seconda, domande e risposte dal nostro sito espertolavoro.com e infine spazio a storie, interviste e pillole di lavoro dal nostro magazine Laborability. Cominciamo dalle novità dell'ultima ora. È attesa nelle prossime ore l'emanazione del nuovo DPCM con ulteriori limitazioni per gli spostamenti e ulteriori misure per le attività e le imprese. È atteso, dovrebbe uscire tra oggi, stasera al massimo e la giornata di domani, e le prime indiscrezioni e anticipazioni ci dicono che verranno determinate 3 fasce di rischio su tutto il territorio nazionale sulla base di criteri stabiliti dagli organi scientifici, all'interno delle quali queste 3 fasce, tramite ordinanze del Ministero della Salute, verranno inserite e collocate tutte le singole regioni d'Italia in base all'andamento dell'indice epidemiologico, a seconda di 3 appunto fasce di classificazione: rischio elevato, rischio medio o basso rischio. Ognuna delle 20 regioni italiane sarà collocata all'interno di una di questa fascia. Per ogni fascia saranno ovviamente diverse le misure e le restrizioni che saranno introdotte per contenere il virus e la sua diffusione. In particolare sono state annunciate limitazioni per quanto riguarda gli spostamenti da e per le regioni che verranno classificate nella fascia a rischio elevato. Fatte salve sempre, attenzione però, alle esigenze indifferibili di salute, lavoro e studio, le prime 3 casistiche eccezioni che ci sono state anche nel primo lockdown di marzo, se vi ricordate. Saranno poi introdotte delle limitazioni legate alla fascia oraria di libera circolazione, fatte salve sempre esigenze lavorative, di salute o di lavoro o di studio, e sarà quindi verosimile presupporre un coprifuoco su tutto il territorio nazionale a partire dalle ore 21. Probabilmente per le regioni ad alto rischio contagio questo dato orario per il coprifuoco verrà anticipato probabilmente già dalle ore 18. Infine, sempre a livello nazionale, viene prevista la riduzione al 50% della capienza dei mezzi pubblici di trasporto. Ci sarà una possibilità di maggiore ricorso alla didattica a distanza nelle scuole, ancora di più di quanto già attuato dai DPCM delle ultime settimane. Verrà prevista la chiusura anche di musei e mostre, nonché dei centri commerciali nel fine settimana, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, supermercati, edicole e tabaccherie presenti all'interno dei centri commerciali, che potranno rimanere aperti. Verrà infine decretata la chiusura di sale scommesse e sale videogiochi. Nella giornata del 30 ottobre 2020 c'è stato un comunicato unitario dei 3 sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, all'interno del quale è stato sostanzialmente comunicato che è stato raggiunto un accordo con il governo per l'inserimento nella legge di bilancio per l'anno prossimo di ulteriori 12 settimane di cassa gratuite, vale a dire senza pagamento di contribuzione addizionale in capo al datore di lavoro e a prescindere dal calo o meno del fatturato, che serviranno quindi a coprire il periodo dal 1° gennaio al mese di marzo 2021 dell'anno prossimo. Come sappiamo, il periodo invece dal 16 novembre al 31 dicembre di quest'anno potrà essere coperto dalle nuove 6 settimane di cassa integrazione introdotte dal decreto ristori della settimana scorsa. Conseguentemente, parallelamente all'introduzione di queste nuove settimane di cassa previste per il primo trimestre del 2021, verrà all'evidenza prorogato e confermato anche il blocco dei licenziamenti.
L'INPS, con un messaggio, il numero 4005 del 30 ottobre, ha comunicato che è stata conclusa la prima fase di gestione delle domande per l'indennità Covid per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti balneari. Parliamo dell'indennità, vi ricordate, inizialmente 600 euro, che poi è cresciuta con i successivi provvedimenti, le cui attività lavorative di tali lavoratori sono state colpite dall'emergenza Covid e quindi sono state sospese. È particolarmente interessante il messaggio citato perché l'INPS illustra all'interno del messaggio le motivazioni del respingimento delle istanze che non hanno quindi soddisfatto i requisiti normativi previsti per l'accesso a questa misura indennitaria, fornendo quindi l'istituto utili istruzioni per la gestione anche delle eventuali istruttorie relative a riesami delle domande presentate e in prima battuta respinte. Sul fronte cassa integrazione segnaliamo un interessante articolo sulla Repubblica di oggi che ci evidenzia come ben circa 270 domande di cassa integrazione risultino al momento ferme e bloccate. Secondo l'INPS sono 17.000, c'è un delta particolarmente significativo, ma l'arcano è spiegato in questo modo. L'INPS sostanzialmente ragiona per teste in riferimento ai lavoratori e beneficiari che sono ancora in attesa di pagamento. Invece questo dato riportato da Repubblica va a identificare tutte quelle domande anche plurime in riferimento cioè allo stesso lavoratore per periodi diversi che sono state presentate dall'inizio dell'emergenza, vale a dire del mese di marzo, fino ad oggi. Capite comunque che si tratta di un numero enorme e che verosimilmente, essendo stati molteplici e spezzettati i periodi di necessità di ricorso all'ammortizzatore sociale, è verosimile come lo stesso lavoratore sia in attesa del beneficio di più trattamenti di cassa per coprire diverse settimane all'interno delle quali non ha avuto retribuzione. Quindi un numero significativo ed è auspicabile che la mole di lavoro e di domande ancora ferme trovi presto una rapida e veloce risoluzione per consentire a queste persone il percepimento del trattamento economico di integrazione salariale. FSBA, l'altro giorno, sempre data 30 ottobre 2020, e il Fondo di solidarietà per l'artigianato ha emanato una nota operativa per la gestione delle 18 settimane di ammortizzatore sociale di cui al decreto agosto, le 9+9. In particolare il Fondo ha precisato che quelle aziende che avevano già presentato domande nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 12 luglio 2020, vale a dire il primo periodo iniziale dell'emergenza e poi quello successivo comprensivo anche del decreto rilancio, fino al giorno antecedente, il 13 luglio 2020, che è l'inizio della decorrenza della copertura da parte del decreto agosto del nuovo periodo di cassa integrazione. Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime 9 settimane di cui al decreto agosto, quelle per capirci indipendenti dal calo di fatturato dell'azienda, vedranno automaticamente autorizzate le prime 9 settimane del decreto agosto. Quelle aziende invece che non avessero mai presentato una domanda a FSBA nel periodo dal 23 febbraio al 12 di luglio potranno comunque beneficiare delle settimane del decreto agosto presentando una domanda ex novo ai sensi della normativa vigente. Per quanto riguarda invece le seconde 9 settimane del decreto agosto, quelle che sono legate all'andamento del calo di fatturato delle aziende in riferimento al valore, al peso della contribuzione addizionale da versare o meno, per queste seconde 9 settimane tutti i datori di lavoro, sia quelli che avessero già presentato domande nel primo periodo delle casse, sia quelle che non le avessero ancora mai presentate, dovranno fare un'apposita e specifica nuova domanda con causale Covid 2019 con fatturato.
Vi segnaliamo che il portale, il sito INAIL è in manutenzione da venerdì pomeriggio alle 18 fino alla mezzanotte di oggi. C'è un intervento tecnico connesso sostanzialmente al rinnovamento del sistema centrale di elaborazione dei dati. È un periodo relativamente lungo perché sono 4-5 giorni e pertanto in caso di necessità di urgenze, di immediata scadenza, facciamo un esempio, una denuncia di infortunio in riferimento alla quale sappiamo che abbiamo un termine di 48 ore per poter porre in essere la denuncia, gli utenti dovranno e potranno provvedere tramite l'invio di una PEC. È momentaneamente sospeso anche il servizio DURC Online e sarà pertanto possibile fare richieste di documento di regolarità contributiva a partire dalla mezzanotte di oggi, verosimilmente quindi dalla mattinata poi di domani. Smart working e pubbliche amministrazioni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui sono state emanate le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione fino al 31 dicembre di quest'anno, recependo le disposizioni inserite e previste dagli ultimi DPCM, in particolare 13 e 18 ottobre 2020. Viene prevista e disciplinata un ricorso alla flessibilità e allo smart working anche appunto nella pubblica amministrazione, favorendo e disponendo l'utilizzo di soluzioni digitali e una calendarizzazione degli appuntamenti con gli utenti che sia il più possibile programmata e non in presenza. In particolare per quanto riguarda poi l'attività lavorativa dei dipendenti pubblici, viene previsto il ricorso al lavoro agile almeno al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Passiamo ora alle domande e alle risposte. La prima domanda: è possibile inoltrare oggi una richiesta di cassa ai sensi del decreto agosto per le settimane residue non ancora autorizzate ed arrivare con le stesse fino al 14 novembre 2020? La risposta è sì. La previsione del decreto legge 104, decreto agosto, opera per i periodi di cassa che intervengono entro la data del 15 novembre 2020, nel limite ovviamente delle settimane a disposizione 9+9. La seconda domanda è connessa alla prima ma ci fa fare un gradino in più. Se un'azienda non ha ancora esaurito le 18 settimane al 16 di novembre, può continuare ad usufruire delle 18 settimane del decreto agosto fino al 31 dicembre di quest'anno e poi chiedere le ulteriori 6 settimane introdotte la settimana scorsa dal decreto ristori? In questo caso la risposta è no, in quanto secondo la previsione dell'articolo 12 del decreto ristori appunto i periodi riguardanti la precedente normativa, cioè 9+9 settimane del decreto agosto, che si collocheranno successivamente alla data del 15 novembre, verranno automaticamente imputati dall'INPS al nuovo contatore delle 6 settimane introdotte appunto dal 16 novembre fino al 31/12 di quest'anno. Per quanto riguarda i webinar della settimana, cominceremo oggi pomeriggio alle 15 con Valentina Fabruzzo e Simone Cocchetto con un webinar interamente dedicato alla tematica della gestione delle assenze dei lavoratori per problemi collegati e connessi al Covid. In particolare verrà presentata e illustrata un'interessantissima e utilissima guida Vademecum che va a sostanzialmente classificare e a risolvere argomentando con una risposta dedicata ad ognuna delle casistiche che si possono verificare in riferimento appunto alle esigenze di assenza dal lavoro dei dipendenti a causa Covid, connesse anche al problema della didattica a distanza per i figli e al resto delle situazioni che si possono venire a verificare all'interno di questa emergenza.
Nella giornata invece di domani, sempre alle 15, con Gianluca Spolverato, faremo un webinar dedicato alle misure previste dal decreto ristori, ma anche con una vista e alcune anticipazioni su quella che sarà la legge di stabilità per l'anno prossimo e l'annunciato decreto di novembre collegato al lavoro. Vedremo quindi tutte le novità e tutte le anticipazioni che ci saranno da qui alla fine dell'anno e anche per il 2021. Infine giovedì all'interno della nostra rubrica Reset, sempre con Gianluca Spolverato, ci sarà un webinar dedicato agli strumenti per lavorare in gruppo e a distanza e verrà affrontata anche tutta la tematica connessa alla protezione dei dati. Chiudiamo infine con storie, interviste e pillole di lavoro. Vi rimandiamo al nostro magazine laborability.com segnalandovi che troverete a partire da oggi un interessante articolo con una classifica, un elenco delle 5 aziende italiane più impegnate sul fronte della sostenibilità da un punto di vista ambientale, sociale e di gestione, con qualche sorpresa, perché vedrete che i settori merceologici sono i più disparati, perché si varia dagli istituti di credito alle multi-utility piuttosto che alle aziende del settore energia, e potete quindi visionare questo come altri contenuti all'interno del nostro magazine laborability.com. Siamo arrivati alla fine, vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo con la diretta di domani.